determinante per Messina. Sin da oggi i gruppi che si legano tra loro per conquistare la sede di Palazzo d'Orleano pianificano le sorti della città dividendosi la torta. Chi vince cederà al sostenitore politico la scelta delle poltrone provinciali e comunali nel rispetto degli accordi che non hanno visto vincitori. Questa è storia. Ciò significa che silenziosamente la politica sta facendo le scelte e i cittadini le subiranno perché provengono da quegli uomini nei quali hanno ricorso con la fiducia. Noi abbiamo l'esigenza di sentire chiara la protesta e la voglia di rinnovamento, che in politica si traduce nel votare chi non è mai stato coinvolto nella gestione del potere e si spoglia di tutti i colori che compongono le bandiere di parte per il bene comune. Una rivoluzione culturale che deve assumere le dimensioni necessarie ed opportune per spezzare la catena della continuità affaristica e dannosa del sistema. Un forcone a testa per riconquistare dignità e legalità, una forconata a testa per risollevare la nostra terra, una mano comune per seminare il nostro amore per Messina e per la Sicilia. Porta dentro l'urna elettorale il ricordo dei tuoi figli, della tua città e dei tuoi cari. Dai un voto libero. Forcone il vecchio sistema. Votare è un diritto che è il popolo. Votare bene è un dovere verso i nostri figli, la comunità e il territorio in cui viviamo. Dare un voto per esprimere con lo rappresentante locale delle istituzioni potrebbe sembrare una cosa da poco, o che influenza soltanto la sicuramente rappresenta un'alternativa al sistema politico vigente, quindi sicuramente va contro quel sistema di potere che però ha gestito la Sicilia. Quindi tra le forze da prendere in considerazione per un voto alternativo a chi finora ha amministrato la Sicilia in maniera negligente, in particolar modo infischiandosi nei diritti dei siciliani e servendo un potere centralistico romano che non ha portato nulla alla Sicilia se non miseria, povertà e sfruttamento. Eletto con la forza dei provvedimenti e con la volontà dell'elettorato libero. È anche vero che l'elettore culturale della Sicilia e i siciliani. Dei ragazzi sono conosciuti tramite internet, stiamo crescendo, abbiamo la nostra sede in via Giacomo Venezia 75, chi volesse venire a trovarci per conoscere un po' meglio il proprio passato, la storia, la cultura, l'identità e soprattutto i diritti dei siciliani che non sono applicati, come in primis l'applicazione totale e integrale dello Stato siciliano mai applicato dalla sua entità in vigore. Per una causa comune. Siamo qua con questo Locassi, la crescita della Calabria, Totò, ora alla Calabria. Sono arrivato, si risolvono passando sono un pochettino ad un altro che si pone a vantaggio della stanco dal viaggio perché sono partito questa mattina, mi sono fermato alla stazione di Lamezia Terme dove ho visto che c'era un congresso regionale di Grande Sud e quindi presumo che ci stanno preparando anche per le elezioni nazionali a livello nazionale, però in questo momento ci interessa il bene della città di Messina. Con l'obiettivo di arricchire se stessi, a danno dei nostri figli. Questa è la cosa dei forconi. Oggi è arrivato il momento di questo è il voto dato ai forconi, un voto dato per un futuro migliore. Dei forconi questa città non può continuare a aspettare le proprie risorse e soprattutto deve cercarne altre siciliano in quei settori produttivi mai valorizzati come il turismo che porta economia avanzata. E quindi sono scontento da parte dei giovani messinesi che il sabato riempiono piazza Cairoli e tutto il centro storico della città, però purtroppo vediamo anche in questo momento spero un po'. 300 euro saranno per la nostra città. Se invece come dire, speriamo bene, speriamo in un futuro migliore e che ci possa portare veramente un qualcosa di nuovo, un risveglio da parte di questo grande popolo che non può più essere suddito, ma deve essere un popolo fiero, un popolo che deve riscrivere la storia, quella storia che è stata cancellata dal 1848 fino ad oggi. La crisi è tra di noi, impiegati, liberi professionisti, commercianti, artigiani e soprattutto disoccupati e precari che aspettano una svolta ma che continuano a sperare che avvenga il miracolo rimanendo passivi durante le competizioni elettorali. E ora concludo, ho terminato, con una massima di Einstein, un genio illuminato, quindi per qualcuno folle. Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progresso.
La creatività nasce dall'angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte, le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Amiamo Messina, votiamo per un nuovo sistema. Mariano Ferro Presidente.